voi mettete la parola fine alle polemiche dei mesi scorsi. Sai, in un momento dove c'era un taglio importante a livello nazionale, le politiche sociali sono al centro. Noi avevamo fin dall'inizio detto che era uno degli assessorati che veniva salvaguardato, anche perché c'è la necessità di fare una certa riforma e le riforme si fanno coi soldi, non si riescono a fare con i fichi secchi. Perciò il Popolo della Libertà, ma la maggioranza, io devo dire tutto il Consiglio regionale, è l'unico assessorato non che ha avuto un taglio del 10%, ma ha avuto più 10%, mentre i miei colleghi, che ringrazio per la disponibilità, hanno avuto un taglio dal 20 al 60%. Abbiamo gli strumenti dall'articolo 8 della finanziaria, un fondo di rotazione a 25 anni, la politica non ha tempo, le persone hanno una scadenza, ma la politica, la società, la comunità non ha tempo. Abbiamo indicato questo articolo a tasso di interesse zero, tutto sul terzo settore, il no profit in particolare, e perciò saremo pronti a dare quel contributo e non renderli schiavi. In più il fondo per la non autosufficienza aumenta di 16 milioni rispetto al 2010, all'inizio era sotto di 28 milioni. Abbiamo fatto più 70 milioni dal bilancio presentato, che era uguale a quello del 2009, perciò abbiamo le risorse. Oggi sono a Montebelluna, che è la mia città, e sono alla Rosa Canina, una cooperativa sociale, che già abbiamo cominciato un dialogo per il buon lavoro che fa nell'inserimento lavorativo delle persone. Avremo ancora tempi difficili e il terzo settore, l'impresa sociale, la cooperazione sociale, dovrà avere un ruolo importante. L'assessorato alle politiche sociali ci sarà, perché dobbiamo attraversare questo fiume in piena, e speriamo che il fiume torni a essere tranquillo e sereno come prima del settembre 2008. Ecco la scelta della Regione, la scelta del Popolo della Libertà, ma la scelta, devo dire con onestà intellettuale, dell'intero Consiglio regionale. Nasce soprattutto un nuovo progetto, la parziale non autosufficienza, cioè noi abbiamo l'autosufficienza e poi subito la non autosufficienza. L'altro ieri c'era un bel articolo di un prete sul mio intervento fatto su questo tema, dove dice: finalmente abbiamo capito che c'è una via di mezzo, e qui faremo subito in questi prossimi 2 anni 7 progetti, uno per provincia importante, strutture, mini appartamenti per auto, e vicino la parziale non autosufficienza. Siamo pronti a fare la riforma del tema della tossicodipendenza, dove che spendiamo 25 milioni all'anno su quelle che sono le nostre comunità, ma sono ferme a 30 anni fa. Cioè mettiamo insieme ragazzini giovanissimi con cronici, e serve una rivoluzione anche in questo. Poi un tossicodipendente può stare, dopo il CERT, può stare 1 anno in una comunità, poi serve la comunità lavoro, cioè serve un percorso. Non è una struttura per un cronico a vita, cioè non è una casa di riposo, non è un vecchio manicomio prima della legge 180, devono diventare tutte strutture attive, dinamiche, capaci di dargli un percorso curativo e poi dargli subito il percorso lavorativo e l'inserimento lavorativo. Perciò il tema della disabilità, la residenzialità, il CEO, i CDD, i grandi temi. Ieri ho visto il presidente dell'ANFAS e siamo in accordo tutti di costruire un modello che tenga conto dell'inserimento lavorativo come la priorità, cioè la vita indipendente. Poi non tutti potranno, ma se una parte, vede, uno dei progetti che partirà qui in provincia di Treviso è un agriturismo per disabili gestito da una quindicina di ragazzi Down. Questo è il sogno. Pensate che i Down stessi oggi vivono fino a 65-70 anni, se li tieni in movimento, gli dai delle responsabilità, sono ragazzi molto attivi, e allora ognuno quello che può dare, perché deve partecipare alla vita di tutti, e abbiamo le risorse e la forza per fare questa grande innovazione.